L'ospedale di Schiavonia non sia mai più Covid Hospital. La richiesta, fatta direttamente al presidente del Veneto Luca Zaia, arriva con una lettera firmata da 44 sindaci della Bassa Padovana. I primi cittadini chiedono chiarezza sul futuro dell'ospedale, che serve un bacino di circa 180.000 abitanti e che nei mesi clou della pandemia era stato trasformato in Covid Hospital, limitando o addirittura trasferendo determinate prestazioni mediche. Come sindaci abbiamo il dovere di porre alla sua attenzione le forti criticità che verrebbero a ricadere sul territorio se ancora una volta dovessimo subire la totale trasformazione del nostro ospedale in Covid Hospital, hanno scritto i 44 amministratori a Zaia. Questo territorio ha già pagato oltre ogni limite di sopportazione la mancanza di un ospedale per oltre un anno e mezzo. È doveroso oggi più che mai non ledere il diritto alla cura dei cittadini e trovare soluzioni per fornire risposte capaci a garantire attenzione a tutte le diverse patologie. Ora i sindaci attendono un incontro con il governatore e l'assessore alla salute Lanzarin. Intanto nei comuni padovani prosegue la campagna vaccinale. Secondo l'ultimo report, tra i paesi più virtuosi sul fronte vaccinazioni c'è Merlara, tristemente noto per i tanti morti di Covid nella sua casa di riposo. Tra immunizzati e prenotati la copertura è dell'83,8% dei cittadini, bene anche Albignasego, dove con le prenotazioni si copre l'82% della popolazione. Fanalino di coda un altro comune, simbolo della pandemia, Vo, proprio il paese dove tutto è iniziato il 21 febbraio 2020. La percentuale di immunizzati e prenotati si ferma al 70,6% e non fa meglio il vicino Rovolon, in ultima posizione con il 67,9%.